settore. È shock per il piano di tagli annunciati da Safilo negli stabilimenti del nord-est, 700 gli esuberi, buona parte dei quali concentrati a Longarone, proclamato lo stato di agitazione, venerdì sciopero generale. Un 43enne ha perso la vita nella tarda serata di ieri a Pradi Levada di Ceggia, la sua auto è finita contro un albero, poi si è accartocciata nel fossato. Il calo di turisti causato dalla paura dell'acqua alta è paragonabile agli effetti di un attentato terroristico. L'allarme dell'Associazione Veneziana Albergatori ieri sera a Ring. Odio social contro i veneti. Dopo l'acqua alta di novembre la Regione avvia azioni legali e dichiara guerra ai leoni da tastiera che hanno augurato a veneziani e veneti di affogare. Importunata per 2 volte per strada da un esibizionista, una giovane professionista di Oderzo lo filma con il telefono e porta il video ai carabinieri. Sconcerto a Villorba per il caso del 12enne schiaffeggiato dal ladro mentre cercava di impedirgli di rubare la borsa della mamma, l'amarezza della donna, ormai non si fermano davanti a nulla. Sequestrate dalla Guardia di Finanza di Padova quasi 4 milioni di luci natalizie senza etichette, potenzialmente pericolose. Guai per i titolari delle aziende che ora rischiano multe fino a 25.000 euro. Buona giornata, ben ritrovati con la prima edizione dei notiziari di Antenna 3. In primo piano l'occupazione e lo shock per il piano di tagli annunciati da Safilo negli stabilimenti del nord-est. Sono 700 gli esuberi, buona parte dei quali concentrati a Longarone. Proclamato lo stato di agitazione, venerdì sciopero generale. Sentiamo. Le cifre erano già in parte trapelate nei giorni scorsi, quasi sussurrate vista la loro enormità, ma l'ufficializzazione è stata comunque uno shock. Sono 700 gli esuberi annunciati da Safilo negli stabilimenti a nord-est, 400 in quello di Longarone, 50 nella sede centrale di Padova, mentre è prevista la chiusura totale di Martignacco in provincia di Udine, 250 dipendenti. Un piano drastico comunicato ai sindacati dalla D. Angelo Trocchia nel corso dell'illustrazione dell'atteso piano industriale fino al 2024, a provocare l'emorragia all'uscita della licenza Dior e delle altre griffe di LVMH, il gruppo Louis Vuitton, una perdita secca di 200 milioni di ricavi, produzioni che restano però in Veneto, a Padova con Kering e a Longarone con Telios, la joint venture tra Marcolin e Louis Vuitton. Resta da capire se soprattutto a Longarone parte degli esuberi possa essere assorbita proprio da questa nuova realtà industriale. Intanto i sindacati hanno proclamato lo stato di agitazione con il blocco degli straordinari e per venerdì 13 dicembre è stato annunciato lo sciopero di tutto il gruppo. Safilo fu fondata nel 1934 da Guglielmo Tabacchi a Calalzo di Cadore, nel cuore del distretto dell'Occhiale, e dal 2009 è controllata dal fondo olandese HAL. L'unica buona notizia al momento è il rinnovo della licenza Marc Jacobs, che però non compensa le altre perdite e lascia immutato il disastroso quadro occupazionale. Grandissima quindi la preoccupazione nel Bellunese, dove la notizia degli esuberi della Safilo è arrivata proprio nel giorno della grande mobilitazione contro la chiusura di un'altra azienda fondamentale per l'economia di questo territorio, la ACC Wambao. Ieri a fianco dei lavoratori della fabbrica di Mel c'erano anche i vescovi di Belluno Feltre e Vittorio Veneto. Proprio dagli alti prelati è partito un forte appello alla responsabilità della dirigenza. Sentiamo. E vorremmo che a tutti i livelli ci fosse la disponibilità di riconoscere che attorno al lavoro, come dice anche la nostra Costituzione, si costruisce una comunità. Un appello alla responsabilità sociale e direi anche alla responsabilità che questa realtà si è assunta con l'acquisto di questa ditta. Non c'è comunità senza lavoro né senso del futuro. I vescovi di Belluno Feltre e Vittorio Veneto lo hanno voluto ribadire con la loro presenza. Del resto, quella che ha invaso la Val Belluno in una giornata di nebbia fitta è stata una processione civile aperta da una bara simbolica dove rischia di finire il futuro di un intero territorio, ma soprattutto quello di tante famiglie e quindi affetti. La prima realtà di dimensione a saltare è proprio quella delle relazioni affettive. Non è vero che gli affetti sono
altra cosa dal lavoro. Si intrecciano, hanno bisogno di riconciliarsi, anzi l'appello è anche che teniamo conto delle esigenze degli affetti. Alla voce dei vescovi si è unita quella di un intero territorio, dal Feltrino al Cadore. ACC è un patrimonio di tutti. Crediamo che non si debba perdere un'eccellenza che è fatta non solo di fabbrica ma di persone. Il segreto sarà anche quello di poter riconvertire lo stabilimento in qualcosa sempre di alta qualità a livello meccanico, e quindi noi ci siamo. Il lavoro significa dignità, non sono solo soldi, ma è dignità per ciascuno di noi, quindi è un passaggio assolutamente importante che dobbiamo sempre presidiare. E di spopolamento e misure specifiche per la montagna si è parlato proprio ieri sera a Roma con il presidente della provincia di Belluno Roberto Padrin, a colloquio con il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia, assieme ai colleghi delle province montane ordinarie di Verbania e Sondrio. Presente anche il presidente del Fondo dei Comuni di Confine Roger De Menec. Al ministro è stato consegnato un dossier con i dati di spopolamento nel bellunese definiti allarmanti dallo stesso Padrin. Il ministro ha annunciato che entro gennaio saranno convocati gli stati generali della montagna. La cronaca ora, tragico schianto nella tarda serata di ieri a Pradi Levada di Ceggia, perdere la vita un 43enne, la sua auto è finita contro un albero, poi si è accartocciata nel fossato. Ci aggiorna al telefono da Ceggia Filippo Fois. Buongiorno Filippo. Buongiorno, un uomo ha perso la vita questa notte a Ceggia in un incidente stradale che si è verificato attorno alle 22. L'automobile sul quale viaggiava l'uomo, un 43enne, è uscita di strada a Pradi Levada. La squadra dei pompieri arrivata da San Donà ha trovato l'auto che dopo essersi scontrata contro un albero era finita in un fossato. L'autista era rimasto bloccato all'interno dell'abitacolo. Per estrarlo è stato necessario l'utilizzo di cesoie e divaricatori idraulici. Purtroppo, nonostante i soccorsi, il personale medico del SUEM 118 non ha potuto far altro che dichiarare la morte dell'uomo. Sia i vigili del fuoco che i carabinieri sono poi rimasti sul luogo dell'incidente fino a notte inoltrata per eseguire i rilievi e ricostruire la dinamica del sinistro, chiarire quindi le cause che hanno determinato l'uscita di strada che si è rivelata fatale per il 43enne. Tra le ipotesi non si esclude anche che a provocare l'uscita di strada sia stato l'asfalto gelato a causa dell'improvviso abbassarsi della temperatura. La circolazione lungo la strada è rimasta bloccata a lungo, l'intervento si è concluso a tarda notte. Per ora è tutto, vi restituiamo la linea. Torniamo ora a parlare della Qualta Venezia e degli effetti che ci sono stati. Un calo drastico dei turisti, paragonabile a quello di un attentato terroristico. È l'allarme lanciato dall'Associazione Veneziana Albergatori con il direttore Scarpa, ieri sera ospite di Ferdinando Avarino a 20:10. Sentiamo un estratto della trasmissione. Purtroppo è come se fosse avvenuto un attentato dal punto di vista turistico. Il turismo ha bisogno di tranquillità, il turismo ha bisogno di un ambiente sicuro, e nel momento in cui si creano queste emergenze che poi vengono lanciate mediaticamente in tutto il mondo, è evidente che poi i turisti si impauriscono. Sa che ha utilizzato un'espressione fortissima, però secondo me calzante. Cioè come un attentato? È come un attentato, sì sì. Ci sono delle statistiche su questo, ad esempio quello che è successo l'altro anno in Catalogna è costato quasi un 30% in meno di presenze alla zona di Barcellona, e stesse cose succedono quando avviene un attentato in grandi capitali, si sa benissimo che c'è una diminuzione. Sì. Non pensavo con grande franchezza che un evento naturale, che poi è naturale, ripeto, quindi non stiamo parlando di un cataclisma o cose di questo genere, è un evento naturale, anche se eccezionale, anche se dannoso, potesse impaurire il turista in questo modo. Il danno è stato triplice, perché il primo è stato il danno fisico, gli alberghi hanno avuto danni tra i 20 e i 30 milioni di euro in macchinari, in frigoriferi, in lavatrici e queste cose qui, tutto ciò che era al piano terra.
E hanno avuto un secondo danno dovuto alle disdette immediate, cioè chi ha avuto paura immediatamente dopo, appunto questo 45% di disdette, chi ha avuto paura immediatamente dopo dell'evento di venire a Venezia. Ma c'è un danno ulteriore che rischia di essere il più grave, nel senso che c'è un blocco pressoché totale di prenotazioni per 2 periodi importantissimi per Venezia, cioè Capodanno, in cui si va di solito a tutti esauriti, e Carnevale, che sono 2 settimane che aprono la stagione annuale di Venezia. E se questi 2 eventi sono negativi, ovviamente la stagione inizia male, ma non solo, ma c'è un blocco di prenotazioni disdette anche per congressi, convegni, anche per marzo e aprile. Anche convegni? Per marzo, sì, anche convegni. Anche convegni. A marzo e aprile. Stiamo parlando di un mercato diretto e indiretto di circa 3 miliardi di euro, che non solo arricchisce Venezia, ma arricchisce anche le casse dello Stato, perché poi gli imprenditori e i cittadini pagano l'IMU, perché poi gli imprenditori pagano e i cittadini pagano l'IVA. È la qualta che ha sommerso Venezia il 12 novembre scorso. La regione del Veneto dichiara guerra ai leoni da tastiera, che hanno postato messaggi di odio contro i suoi abitanti, ed incarica l'avvocatura regionale di scovare tutte le frasi incriminate per avviare azioni giudiziarie contro i responsabili. L'obiettivo è quello di far valutare agli avvocati regionali quali azioni legali intraprendere nei confronti di chi ha attaccato gli abitanti veneziani e veneti, a partire da quelli postati in rete nei giorni dell'acqua alta. Se voi veneti continuate a votare Lega anche dopo la catastrofe di Venezia, allora meritate una cosa sola: affogate uno dei tanti, lasciamoli morire annegati, vogliono l'autonomia, o ancora proprio nessunissima solidarietà, anche perché vogliono l'autonomia e allora se la cavino da soli. Questi alcuni dei messaggi comparsi sui social. A far capire che la regione non intendeva dare spazio agli odiatori seriali era stato lo stesso governatore Zaia al punto stampa dopo l'Acqua Granda. Li denunciamo, aveva preannunciato, spiegando il concetto in un post su Facebook. A tutto c'è un limite. Questi leoni da tastiera che augurano la morte ai veneti, aveva scritto il governatore, li portiamo in tribunale, ed ora appunto c'è l'avvio delle azioni legali. Olimpiadi invernali 2026, il monito di Zaia al governo, fatta la fondazione, devono darci con urgenza la legge olimpica. Noi siamo preoccupati perché il governo aveva annunciato comunque la chiusura di questa partita per fine anno. Tutt'oggi non c'è alba, non ci sono risposte. Più che un appello è un monito, perché il tassello finale è proprio quello, la sospirata legge olimpica. Già scoglio nel governo giallo-verde, si litigò a lungo anche in casa Lega per questo, quando Massimo Giorgetti era sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Ora si chiede di far presto all'esecutivo giallo-rosso, che ha promesso di chiudere tutto entro il 2019, ma a fine 2019 ci siamo quasi. Per noi la legge olimpica è il portolano, è la legge sulla quale si baseranno tutte le azioni da qui ai prossimi 6 anni. Le parole di Zaia a margine del seminario del CIO sui Giochi Invernali Cortina Milano 2026, il giorno dopo la nascita ufficiale della fondazione che gestirà la governance dell'evento. Il pressing di Zaia si fa sentire se poche ore dopo il ministro dello sport Vincenzo Spadafora fa diramare una nota. Vorrei rassicurare i rappresentanti delle istituzioni locali, il presidente Malagò e la sua fondazione per le Olimpiadi 2026, sul fatto che il governo sta lavorando alla legge olimpica, che sarà un esempio di trasparenza, divisione dei ruoli e rispetto delle competenze, e che presto sarà avviato l'iter di approvazione. Resta da capire esattamente quando, mentre la macchina in Veneto è in moto. L'ultima parola la mette il super manager olimpico Vincenzo Novari e la sua prima uscita pubblica. Mantenere unita la squadra degli stakeholder sarà la vera sfida delle Olimpiadi, dice. Tenere insieme la squadra sarà il punto più delicato, ci sono sensibilità diverse. Nei prossimi 6 anni il paese cambierà molto nei suoi aspetti. Ed è arrivata anche la rassicurazione del ministro Spadafora. Vorrei rassicurare i rappresentanti delle istituzioni locali, il presidente Malagò, la sua fondazione per le Olimpiadi 2026, sul fatto che il governo sta lavorando alla legge olimpica, che sarà un esempio di trasparenza, divisione dei ruoli e rispetto delle competenze, e che presto sarà avviato l'iter di approvazione. Così appunto il ministro dello sport Vincenzo Spadafora.
Torniamo ora sulla vicenda accaduta nel Trevigiano, a Villorba, del ragazzino di 12 anni schiaffeggiato dal ladro mentre cercava di impedirgli di rubare la borsa della mamma dall'auto, mamma che era scesa per andare a prendere l'altro bimbo all'asilo. L'episodio è sconcertante, amareggiata la signora, la mamma del bambino, ai nostri microfoni. Sentiamo. Vedi che c'è un bambino, vedi che tiene stretto la borsa e urla, basta, vai via, lascia perdere, perché non si è fatto male fisicamente, non ha segni, però il trauma dentro se lo porterà dietro per un po'. E invece non ha lasciato perdere il ladro che lunedì pomeriggio a Fontane di Villorba, pur di rubare la borsa lasciata da questa mamma sul sedile dell'auto all'esterno dell'asilo parrocchiale, ha picchiato sulle mani e sulle braccia il figlio dodicenne che cercava di impedirglielo. Sono uscita dalla macchina, ho chiuso la macchina, sono entrata nel cancello della scuola, come sono entrata, questo ha parcheggiato a fianco a me. È sceso, si è guardato attorno, ha provato a aprire la porta ma era chiusa, e quindi ha preso questo punteruolo e ha spaccato il vetro. Il mio figlio è stato bravo perché nella reazione di tenere la borsa che gli ho detto lasciala per quello che c'era dentro. Non pensavo, dice poi con orgoglio, che mio figlio avesse questo coraggio, ma il pensiero della mamma di Villorba torna alla sfrontatezza del ladro e dei malviventi in circolazione. Io ho avuto anche i ladri in casa, io dentro in cucina, loro erano di sopra, cioè io ero in casa e loro non hanno avuto paura di venire dentro comunque, quindi io vedo che ormai alzo le mani e quello mi spaventa, perché siamo arrivati a un punto che la gente non ha più paura di niente. Poteva andare peggio per il papà, secondo me, perché ha sentito il mio figlio urlare, quindi è andato in soccorso, gli ha dato 2 pugni sul fianco, così lui ha mollato la borsa, lo ha strattonato perché sperava di tenerlo. E poteva andare peggio, lui poteva prendere questo punteruolo, sto ladro, e difendersi. A scuola la dirigenza e il comitato di gestione stanno lavorando in accordo con il comune e le forze dell'ordine per mettere in sicurezza l'area d'ingresso. Nel frattempo si corre ai ripari come si può. Noi abbiamo già mandato un avviso sui gruppi classe di non lasciare più neanche i bambini da solo per un minuto in macchina, che tanti lo fanno, anche grandi così, insomma. Intanto ci aiutiamo fra di noi, insomma. La Corte d'Appello di Venezia ha confermato la condanna a Benedetto Allia, accusato di aver ucciso un 38enne calabrese all'interno della sua ditta a Bagnoli di Sopra. 17 anni e 8 mesi, confermata anche in secondo grado di giudizio la condanna a Benedetto Allia, 30 anni, imputato per l'omicidio premeditato di Francesco Mazzei, calabrese di 38 anni, e per il ferimento di Yassin Lemfadel, 30 anni. I fatti risalgono al 23 settembre del 2017, quando Allia era titolare di una ditta a Bagnoli di Sopra. Secondo l'accusa, quella mattina il giovane imprenditore diede un appuntamento in azienda a Lemfadel, suo dipendente, al quale aveva comunicato di non voler rinnovare il contratto di lavoro. Lo straniero invece era intenzionato a convincerlo ad assumerlo a tempo indeterminato e per questo si era fatto accompagnare all'appuntamento da un conoscente calabrese. Ma secondo quanto ricostruito dai carabinieri, Allia li stava attendendo armato di fucile e al termine della violenta discussione sparò, uccidendo proprio il 38enne calabrese e ferendo gravemente l'ex dipendente marocchino. Ora il processo e la condanna in appello che confermano la pena inflitta dal giudice per l'udienza preliminare di Padova. Ci fermiamo ora per la pubblicità, linea alla regia, subito dopo la singolare vicenda accaduta ad una professionista ad Oderzo, molestata da un esibizionista. A tra poco. Rieccoci in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali a Oderzo, ora dove caccia l'esibizionista che ha già importunato 2 volte una ragazza. Lei lo ha filmato con lo smartphone ed ha consegnato il video ai carabinieri. Potrebbe venire individuato a breve l'esibizionista che almeno un paio di volte ha infastidito i passanti per strada a Oderzo. Si tratta di un uomo che attende le sue vittime seduto in auto, quindi si abbassa i pantaloni e si tocca le parti intime. Ma una giovane opitergina è riuscita a fotografare lui e la macchina a bordo della quale si è dileguato, fornendo poi il materiale ai carabinieri. Dati senz'altro utili a risalire al soggetto che entrambe le volte si è fermato in auto nei pressi della chiesetta di San Giuseppe, nella zona della cantina sociale, forse attendendo proprio la stessa ragazza che ha parlato di un uomo sui 40 anni
anni, con il finestrino abbassato e il volto parzialmente coperto dal parasole. Scioccante la prima esperienza, sangue freddo alla seconda, con la giovane che non ha esitato a filmare l'esibizionista con lo smartphone, costringendolo a una frettolosa fuga. Non è escluso si tratti dello stesso che nei giorni scorsi aveva importunato anche una signora, ma anche questo saranno i carabinieri a cercare di stabilirlo. Operazione Christmas Light della Guardia di Finanza di Padova, sequestrate quasi 4 milioni di luci natalizie potenzialmente pericolose. Quasi 4 milioni di luminarie natalizie irregolari, potenzialmente pericolose, sequestrate dalla Guardia di Finanza di Padova. L'operazione Christmas Light nasce da uno studio degli uomini delle Fiamme Gialle per individuare attività commerciali presenti sul territorio che operano violando i requisiti di conformità delle norme comunitarie nazionali. Questa analisi ha permesso di individuare 2 esercizi commerciali gestiti da imprenditori cinesi che nei loro magazzini stoccavano luminarie natalizie a LED sprovviste di etichettatura e, conseguentemente, potenzialmente pericolose. La merce è stata sequestrata e i titolari delle 2 società sono stati segnalati alla Camera di Commercio e rischiano ora una multa di oltre 25.000 euro. Torniamo come ogni giorno alla nostra rubrica dedicata ai presepi. Vediamo insieme quello allestito a Treviso, a Borgo Cavour, all'interno del meraviglioso scenario di Porta Santi 40. Ci troviamo dentro la Porta Santi 40 nella sala d'armi, sotto tutta una travatura del 500, dove ho esposto dei presepi scolpiti nel legno e scolpiti nella pietra. Sono 15, quelli in legno scavati nei ceppi e certi in legno proprio ritagliati, fatto i travetti, fatto tutto quello che è da fare in legno. Quelli in pietra invece sono tutte pietre vive tagliate col tronchese, tipo fare le pietrine dei mosaici, poi vengono incollate con la malta una per una. Ognuno di questi presepi è legato alla storia dei nostri territori. Per esempio sto ceppo qua è raccolto nel laghetto di Refrontolo del Mulinetto della Croda quella notte che ci sono stati i morti per la trecimazione delle acque. Il secondo è fatta una baita tutta in legno con i travetti proprio come fosse in montagna. E il terzo è proprio il Mulinetto della Croda. Dopo abbiamo le case del Basso Trevigiano, anche quelle tutte in pietra. Altri tronchi in legno ne abbiamo dei piccolini di fantasia, ce ne sono 2. Il tronco di caco, quello in mezzo, che quello è il pezzo più vecchio che ho, che è legato al mio cuore quello. Anche perché mi ha rovinato un sacco di scalpelli, perché è vecchio e duro. Faccio gli auguri e ringrazio il nostro presidente del Borgo Cavour con tutti i nostri cittadini, gli ospiti che sono venuti a trovarmi e quelli che verranno e quelli che mi guardano in televisione. Buon Natale! E se anche voi volete inviarci le immagini delle vostre natività, lo potete fare, i contatti li vedete in sovraimpressione. Se non potete riprendere o inviarci foto o video, contattateci ai numeri che vedete, verremo noi da voi. Naturalmente per chi ci manda il video ricordatevi di filmare se utilizzate uno smartphone tenendolo in orizzontale e corredate la mail o l'eventuale messaggio che ci mandate con una breve descrizione del presepe, i vostri recapiti, quindi l'indirizzo e il numero di telefono al quale potremo contattarvi. Uno sguardo ora alla nostra programmazione, tra pochissimo torna ore 13, si parlerà di lavoro durante le feste, in studio Alberto Irone, segretario generale della Filcams, e Francesca Chinellato della Filcams di Treviso. E poi questa sera 20:10 la cronaca, protagonista in studio con Ferdinando Avarino, Filippo Mariani, il figlio dell'imprenditrice trevigiana Marilena Corrò, che è stata uccisa a Capoverde. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, come sempre al termine il meteo. Buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.
Ben ritrovati al meteo. Ancora una giornata con tempo stabile e anche con sole prevalente. Vediamo dunque il dettaglio di mercoledì 11 dicembre. Sul Veneto venti di tramontana, ampio soleggiamento ovunque e cielo al massimo poco nuvoloso. In serata più nubi e durante la notte non si esclude anche qualche pioggia a carattere sparso. Temperature minime in ulteriore calo tra -6 e 2 gradi, massime comprese invece tra 4 e 9 gradi. Situazione sostanzialmente identica anche sul Friuli Venezia Giulia, con tanto sole dappertutto, anche in questo caso in nottata però sarà possibile qualche pioggia. Temperature minime tra -2 e 5 gradi, massime oscillanti invece tra i 7 e i 9 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove avremo tanto sole al mattino, al pomeriggio cielo più nuvoloso e in nottata anche qui occasionali piogge. Temperature minime sotto zero, massime sui 5 gradi circa. Dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.